qual è il ruolo all'interno di Italia Sicura dei consorzi di bonifica? È un ruolo, diciamo, il braccio operativo di tante regioni. I consorzi di bonifica hanno fatto uno sforzo enorme in questi anni di efficienza, devono fare ancora molto in questa direzione, però diciamo, sono nella nostra cabina di regia perché hanno due punti di forza. Il primo punto di forza è che conoscono bene il territorio, soprattutto il territorio di pianura, dove lavorano molto bene in tante regioni. L'altro punto di forza è che la spesa e l'investimento dei consorzi di bonifica è fuori dal patto di stabilità, quindi è una spesa che viene gestita attraverso un contributo privato e noi vogliamo sperimentare in alcune regioni, ma ce lo hanno chiesto anche i presidenti di diverse regioni, diciamo l'universalità del contributo ai consorzi di bonifica, intorno ai 10-15 euro l'anno, chiamiamola anche tassa di scopo, contributo per la difesa del suolo, per la difesa dalle alluvioni, però ecco, una scheda telefonica di 10 euro l'anno investita per difenderci dalle alluvioni, affidata ai consorzi di bonifica che sanno come spenderli bene e che diciamo, si presentano come efficienti e in grado di fare un lavoro eccezionale, questo ce lo possiamo permettere tutti.